Professor Mauro Pascolini, quali sono le linee guida di questo progetto che si chiama appunto Cantiere Friuli? Beh, le linee guida sono alcune di carattere più generale che fanno riferimento a motivazioni di fondo e che sono quelle che l'università nata dal terremoto possa in qualche maniera contribuire in questa fase non facile del territorio regionale in termini di idee, di progetti, ma forse anche di soluzioni a quello che può essere il futuro, ma anche il presente prossimo, immediato di crescita, speriamo, di questa nostra regione. L'altro è di mettere a disposizione su temi specifici competenze, professionalità, idee per sviluppare in alcuni settori, diciamo così, non solo semplici analisi, ma fornire soluzioni, proposte a quelli che sono i decisori, in termini di decisori che governano il territorio, che governano l'economia, che governano la cultura e la società più in generale. È un progetto fortemente innovativo perché l'università con risorse proprie si mette a disposizione e a riprogettare e a progettare insieme quello che è, diciamo così, dei percorsi di ridefinizione di quello che è il futuro di questa regione. Forse la stessa scelta della parola cantiere dà la dimensione di questa progettualità in divenire. Sì, cantiere ha un doppio significato simbolico, dall'altro significa ricollegarsi a quello che è stato 40 anni fa la grande esperienza della ricostruzione, ma cantiere significa proprio luogo fisico in cui si fanno le cose. La parola d'ordine data anche dal magnifico rettore è non una ricerca di base fino a se stessa, ma proprio una ricerca finalizzata a dare concretezza e risultati. Quindi cantiere proprio in quel senso. Noi pensiamo che in questo cantiere si possano costruire quelle che sono le fondamenta, ma non solo, di arrivare almeno al primo e al secondo piano, poi per farli co-off vedremo alla fine se ci riusciremo. Perché avete pensato al termine officina per i vari settori in cui si articolerà questo progetto? Ma perché dalle analisi, così anche dallo scambio di idee, abbiamo dato significato ad una vocazione forte del territorio friulano, che è quello del saper fare, della manifattura. Quindi l'officina è il luogo dove si fa e quindi da quell'esperienza nasce proprio il saper fare artigiano, l'artifex, colui che contribuisce a produrre oggetti, ma in questo caso produrrà idee, e quindi l'officina è anche un luogo abbastanza democratico e paritetico. Sì, c'è un capo che coordina, ma tutti gli altri lavorano per ottenere il risultato, quindi non è uno stabilimento dove c'è una divisione del lavoro molto più spinta. L'officina poi, quando va sul mercato, è tutta unica, che si presenta e che lavora insieme e che dà i risultati insieme. E nel breve e lungo periodo quali sono i risultati che vi attendete? Con che tempistiche si svolgerà il lavoro? Ma noi immaginiamo delle tempistiche abbastanza a sprombattuto. Nel giro di 6-8 mesi vorremmo proporre una prima serie di risultati a quello che è il pubblico di riferimento, i portatori di interesse, in ultima analisi anche alla popolazione intera. Poi vedremo, ci saranno delle officine che avranno bisogno di ulteriori lavori, potremo arrivare all'anno, ma in questo progetto che ha un respiro triennale, quindi finalmente anche una visione più ampia, avremo modo, credo, di dare con cadenza abbastanza diciamo puntuale, semestrale, dei risultati di questo nostro lavoro. È proprio un aspetto fondamentale questa apertura anche a un pubblico magari di non addetti ai lavori per poter spiegare e diffondere i risultati ottenuti. Sì, il pubblico di riferimento sono tre fondamentalmente: i decisori, come ricordavamo prima, diciamo i tecnici o gli esperti del settore, quelli che poi concretamente lavorano all'interno di queste tematiche, e poi, secondo me, perché questa è stata una caratteristica dell'esperienza della ricostruzione del terremoto, le comunità locali. Che nella costruzione delle officine questo tema delle comunità locali, dei piccoli nuclei che sono la resistenza, tra virgolette, di quella che è ancora l'articolazione di questa regione, resta
il traguardo ultimo, e questa è una sfida per l'università. Noi forse siamo molte volte abituati a parlare nei convegni da esperti, ritornare a parlare con le persone che poi hanno voluto questa nostra università credo che sia una sfida molto significativa.